Giacomo Vendrame, segretario generale CGIL Treviso, il tema del lavoro a voucher anche nella provincia di Treviso in fortissimo aumento per la CGIL comporta anche una battaglia politica. La battaglia politica è quella su un referendum su cui abbiamo raccolto le firme quest'estate, oltre 1 milione di firme in Italia, 1.100.000 firme, per cui noi probabilmente o con buona probabilità andremo a votare in prima nera per l'abrogazione di questo strumento che riteniamo sbagliato. Essere contro i voucher non vuol dire però da parte nostra essere contro chi lavora attraverso i voucher, è il motivo per cui mettiamo in campo anche un progetto che vuole in qualche modo incontrare questi lavoratori, cercare di tutelarli e perché no fargli anche prendere coscienza di quello che è lavorare in voucher sia sotto il profilo dei diritti sia sotto il profilo appunto di cosa voglia dire uno strumento del genere in un sistema complesso come quello che ha oggi il mondo del lavoro. Infatti i voucher, o meglio la loro esplosione, stanno scombinando un po' tutto il sistema. Il problema è che i voucher mettono in campo un sistema che è anche di concorrenza sleale in alcuni settori, per cui un'azienda ben organizzata che fa a rotazione utilizzo i lavoratori in voucher paga molto meno quei lavoratori e ha un vantaggio competitivo enorme rispetto a un'azienda che invece ha un contratto a tempo indeterminato, regolare, con un contratto nazionale applicato, tredicesima, quattordicesima, contributi pieni, malattia e tutto quello che comporta. È chiaro che a quel punto quell'azienda si trova spiazzata e rischia di essere in qualche modo penalizzata da chi invece utilizza le norme sul mercato del lavoro in maniera furbesca a scapito di tutti, in particolare dei lavoratori.